Siamo in onda. Buonasera, benvenute e benvenuti a questa presentazione del Festival Entura, il festival letterario diffuso organizzato dall'Associazione Liberos, che ogni anno raggiunge tra le 40 e le 50 località in tutta la Sardegna. Sanno tutti che siamo conosciuti come il Festival dei Paesi, ma non disegniamo le città, quindi anche oggi siamo a Cagliari in compagnia di Sandro Campani, autore dei Passi nel Bosco, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, e di Paola Pilia, che dialogherà con lui. Ringrazio anche l'Aquila Club che ci ospita in questa sede bellissima, e la libreria Miele Amaro che è laggiù con i libri di Sandro. Non rubo altro tempo alla presentazione, lascio la parola a Paola e Sandro. Grazie. Grazie Francesca e grazie a voi per essere qui. Sono molto contenta di presentare questo libro. Francesca, quando mi ha chiamato, mi ha detto: hai voglia di presentare un libro bellissimo, e proprio in virtù di questa richiesta e della pre-recensione ho letto questo libro, che è molto bello, molto appassionante, di una scrittura così gradevole, di una scrittura bella, intensa, che come è raro trovare dei libri. Quindi se non l'avete ancora letto ve lo consiglio assolutamente. Un libro ambientato in un bosco nella penisola tosco-emiliana, raccontato a più voci, in cui emergono un racconto corale in cui emerge una storia raccontata da diversi punti di vista. Ci sono naturalmente soprattutto due protagonisti, che direi sono Lucchino, e poi vedremo chi è il suo antagonista, ma il bosco naturalmente è anch'esso protagonista del libro. Direi che siamo in un'ambientazione quanto più lontana rispetto alla giornata di oggi, però so che Sandro domani sarà nel centro Sardegna e troverà scenari un po' più conosciuti. Partirei da questo, Sandro, da raccontare il bosco, com'è questo bosco, com'è il tuo bosco. Immagino che sia un bosco che tu conosci anche molto bene, per raccontarlo così bene, cioè evocando addirittura i suoni e i profumi del bosco. Cosa anche rappresenta per te? Allora, innanzitutto grazie per essere qui a tutti e insomma, ciao. Cominciando dal bosco mi sembra un buon modo, visto che il bosco non sta sul titolo di questo libro per caso, ma perché lo tratto e lo penso come un personaggio alla pari degli altri, altrettanto importante. Per me il bosco non è l'ambiente, lo sfondo sul quale i personaggi si muovono, il contenitore o al limite il posto che influenza i loro stati d'animo. Il bosco è molto di più. Questi 5 personaggi si trovano per tagliare, o sarebbe meglio dire pulire, che è una cosa un po' diversa, il bosco che sta vicino a un'attività imprenditoriale che una vedova del paese vuole impiantare, che è un albergo diffuso. Durante il taglio di questo bosco, ciascuno dei personaggi, ciascuno con la sua differente motosega in mano, parla, e ciascuno dei personaggi ha un rapporto diverso, differente con il bosco, che traspare dalle sue parole. Il mio rapporto col bosco ha a che fare col motivo per cui scrivo quello che scrivo, essendo cresciuto nell'Appennino emiliano, al confine tra le province di Modena e Reggio, ed essendo cresciuto in una famiglia che nel bosco ci passa più tempo di me, nel senso che mio padre mi ha abituato fin da piccolo ad andare a funghi, e mio fratello di mezzo, io sono il primogenito, ne ho 2, mio fratello di mezzo fa il fungaio e il tartufaio di professione, quindi va in giro col cane e i cani, che sta nel bosco praticamente tutto il giorno. Mio fratello più piccolo durante il fine settimana fa il boscaiolo, quindi tutte le informazioni in merito ai vari rumori, la carburazione, i difetti delle varie motoseghe che troverete qui dentro sono, diciamo così, documentazione diretta, farina del sacco di mio fratello piccolo.
Io per quanto mi riguarda, fin da piccolo mi sono sentito un po' inadeguato al posto in cui sono cresciuto, e nel senso che lo amo di un amore un po' malinconico, perché so che se fossi davvero, davvero appartenuto alla terra come avrei voluto, non avrei subito il distacco estetico che ha fatto sì che io mi sia messo a scriverne. E quindi quando ne scrivo cerco di farlo con un enorme rispetto, proprio per quello. Scrivere per me è tentare di raggiungere una coincidenza col posto dove sono cresciuto, che è impossibile, però in questo tentativo sta la mia narrativa. Senti, dicevi prima, la pulizia del bosco, il taglio del bosco alla pulizia, è un'incombenza pratica o è anche una metafora di qualcos'altro? È anche un momento a cui i personaggi del libro si rapportano in modo diverso? Sì, è innanzitutto un'incombenza pratica e io sono terribilmente realista. E è un'incombenza pratica perché nel bosco, che è un po' abbandonato, visto che il marito di Betty, la tenutaria dell'albergo diffuso, è morto in un incidente motociclistico, e questo bosco quindi è un po' di anni che viene lasciato allo sbando. Pulire un bosco significa tirare via i rami marci che sono caduti a terra, su cui magari stanno crescendo degli arbusti e delle piante infestanti, significa tagliare gli alberi malati o che hanno dei rami troncati dalla neve, significa fare quella cosa che poi fa di un bosco, perché un bosco non è una foresta, il bosco esiste in quanto ha un rapporto con l'uomo che lo cura, e questo i personaggi fanno. Quanto alle metafore, le lascio, mi piace scrivere in un modo che non le espliciti mai, mi piace essere molto 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 legato alle cose mentre scrivo, ma non perché non ami le metafore o gli ulteriori livelli di lettura, quanto perché preferisco che sia il lettore a crearseli nella testa e non io a suggerirglieli. Quindi sicuramente il diverso rapporto col bosco che Luisa, Oreste, Francesco, Antonello e gli altri narratori di questa storia hanno ci aiuta molto a capire il tipo di carattere che loro hanno, magari anche i loro pensieri, ma non ho pensato in fase di scrittura di usarlo come una sorta di chiave per dire delle idee sul mondo. Ecco. Senti, a proposito di scrittura, soffermiamoci un attimo sulla coralità di questo romanzo. Come dicevi, i narratori sono 5 che si alternano e quindi danno la loro personale visione delle cose con dei flashback e quindi raccontano la storia, ognuno dal suo punto di vista, e quindi anche i personaggi principali li comprendiamo attraverso i punti di vista degli attori. Mi incuriosisce sapere come si lavora, come si scrive un romanzo corale. Ho letto, andando a scorrere qualche tua intervista, che è una cosa che sognavi di fare, che avevi in testa di fare da bambino. Magari proprio da bambino no, però diciamo che quando ho iniziato a leggere delle cose troppo serie per i miei anni, andavo insomma tra le elementari e le medie, ho letto i libri che avevo in casa, e in casa mia nonna, che leggeva tanto, aveva sostanzialmente scrittori americani dell'epoca d'oro, diciamo così, tra la generazione perduta, quindi aveva in casa Fitzgerald, aveva Steinbeck, aveva Faulkner, e quando ho cominciato a scrivere ormai la mia sbandata, ero già cresciuto storto, insomma, quindi Faulkner mi ha proprio piantato in testa questa indole per la storia raccontata non in un modo lineare e preciso da un punto A a un punto Z, ma per la storia vissuta come un qualcosa di sferico, di magmatico, in cui gli eventi vanno pescati e riguardati da diverse prospettive senza per forza
conoscerne l'esatta scansione temporale, per esempio, e anche riguardo all'utilizzo di diverse voci narranti. Sì, avendo quel modello lì, principalmente l'urlo e il furore, e solo in secondo luogo mentre morivo, era una cosa che da quando scrivo avevo sempre sognato di fare. Scusami, ma in questa storia sono nati prima i personaggi o appunto la storia? Cioè tu avevi qual è il primo personaggio che ti è venuto in mente? Per me nascono sempre prima i personaggi, anzi, a volte non ho nemmeno i personaggi. Prima c'è una sorta di scintilla, un'immagine, un qualcosa che lega la visione di un certo luogo in un certo momento a altre cose che mi girano in testa e rimane lì, si pianta e comincia a germogliare. Poi cominciano a prendere forma dei personaggi e poi man mano che io conosco i personaggi di cui mi interessa raccontare, attraverso la relazione tra di loro, cominciano a saltare fuori degli eventi e quindi a formarsi una possibile storia. E sì, direi che il mio procedimento più o meno è così. Dal luogo ai personaggi, dai personaggi attraverso le loro relazioni a una storia. Questo perché io sono, lo dico proprio tranquillamente, negato per le trame, non sono uno scrittore di trama e nemmeno da lettore la trama mi interessa più di tanto, devo dire la verità. Mi interessa molto la lingua, mi interessa la vita, l'umanità che traspare dallo sguardo sulle persone e quindi non ho mai lavorato in quel senso, avendo una trama precedente e riempiendola con dei personaggi. È più il contrario. Forse in effetti costruire una storia in questo modo non lineare, voi vi accorgerete se leggete o se l'avete già letto lo sapete, che ci sono alcuni eventi che io racconto che ritornano più volte, magari visti da un diverso punto di vista. C'è un avvenimento di cui un certo personaggio conosce soltanto una parte, oppure ne ha un giudizio di un certo tipo mentre l'altro personaggio lo ribalta. E probabilmente questo modo di strutturare le storie deriva anche dal fatto che la trama non nasce mai per prima, ma nascendo per primi i personaggi è quasi normale, come per me, utilizzare queste forme un po' circolari. Ve ne accorgerete leggendo il libro che il livello di scrittura è veramente curatissimo, sfiora la poesia in alcuni momenti, anche i personaggi sono raccontati molto bene, ci sono i perdenti, ci sono i vincenti. Proviamo a introdurre un po' i personaggi. Partiamo da Luchino, che è uno dei personaggi principali, se non il principale, che non sentiamo mai, ma che evocano tutti, che è un po' quello che tutti vorrebbero essere, ma anche quello che sta sulle palle a tutti, un po'. Partiamo dal racconto di Luchino, raccontalo tu con i tuoi occhi. Allora, Luchino, innanzitutto voi nelle 240-250 pagine di questo libro non lo vedrete quasi mai e non lo sentirete mai parlare. Le poche volte che Luchino, forse 2 o 3, aprirà bocca sarà per dire proprio una frase di circostanza di 3 lettere in risposta a una domanda, ma nel discorso riferito da qualcun altro. Luchino non entra mai in scena e non lo vedete parlare. Perché ho fatto questa scelta? Perché questo personaggio per me è un mistero. Luchino è quel personaggio che perlomeno a me è capitato nell'adolescenza di avere questa fascinazione, magari è capitato anche a qualcuno di voi. È quel personaggio che nonostante sia appena poco più grande di noi, ci sembra possedere le chiavi di tutto. Le cose gli riescono giuste, sa toccarle nel modo giusto. Se prova una cosa nuova o un motorino nuovo o un gioco, gli riesce sempre tutto, affascina le ragazze e parte sicuramente di questa fascinazione che
secondo me, se uno scrive, finisce per... è difficile che da adolescente sia stato Luchino, è molto più facile che uno che comincia a scrivere da adolescente sia stato un po' più nell'ombra e abbia subito il fascino di un Luchino, no? E la storia della letteratura è piena di questo tipo di narratore. Pensate a praticamente quasi tutti i libri di Pavese, pensate a Moby Dick, pensate a Grande Gatsby di Fitzgerald, molti libri di Conrad. C'è la figura che rifulge e c'è il narratore che in fondo è una persona anche magari disagiata, in penombra, che per un breve, incredibile attimo si è trovato al cospetto di una luce che si è riflessa anche su di lui, e lui è lì per catturarla e raccontarcela. Io verso Luchino mi sono messo in questa posizione. E quindi, siccome Luchino è una persona sfuggente, che sembra saper fare tutto, che sembra conoscere senza nemmeno porsele le domande più importanti della vita e le loro risposte, che va e viene dal paese, è l'unico che se n'è andato, ritorna quando vuole, mentre gli altri fanno delle vite che chi più chi meno sentono forzate, costrette dentro il paese dove sono rimasti a vivere. Luchino, insomma, è un grande mistero, e il mio gioco è stato assecondare questo mistero e far sì che, come attorno a una voragine, a un buco nero misterioso, appunto, gli altri personaggi si radunassero e cercassero ciascuno di darcene un pezzo. Perché se avessi scelto di far parlare Luchino o di raccontarlo in terza persona, il mistero sarebbe svanito. Forse a volte idealizziamo, no, queste figure, proprio perché non sono altro da noi. Se noi conoscessimo davvero dall'interno, dal loro cuore, dai loro pensieri, la vita che fanno e le cose come le vedono, forse li capiremmo di più e forse parte di questa aura svanirebbe. Quindi, quando ho cominciato a scrivere questa storia, ho capito da subito che la forma poteva essere soltanto questa, perché volevo che Luchino rimanesse un mistero e ne avesse la forza fino in fondo. Poi torniamo sugli altri personaggi. Senti, però, siccome il bosco è raccontato così bene, i personaggi sono così definiti, io mi sono un po' fatta il film nella mia testa. Vorrei chiedere a te, se ci fosse un film e se qualcuno dovesse rappresentare Luchino, chi sarebbe? Quale attore sarebbe? Io ce l'ho, poi te lo dico. Aia, attore non lo so. Forse dovrebbe essere un tizio, allora, dovrebbe essere un attore un po' non particolarmente paffuto. Marcio, dice la No, dovrebbe essere uno un po' più appuntito, un po' più furbastro, con degli guarda, occhi un po' più furbastri. Io ce l'ho, ma è morto, è Dylan di Beverly Hills. Ce l'hai presente? Ha il giusto naso, ha il giusto naso. Potrebbe essere. Sì. Peccato, penso. L'importante è che il regista sia David Lynch. Poi dopo gli attori li può scegliere lui tranquillamente. Adesso, se qualcuno potremmo metterci d'accordo, o se ci vede in streaming, se ci guarda, ci pensi. L'antagonista chi è? Secondo me è Antonello. È Antonello l'antagonista, che si svela completamente solo alla fine, che chiude il libro, di cui comprendiamo proprio il livello anche un po' di livore solo alla fine. Vuoi raccontarlo tu? Dunque, Antonello, premetto, io non sono obiettivo nel parlare di Antonello, perché dei 5 libri che ho fatto fino adesso è il personaggio che amo di più in assoluto, e credo quello meglio riuscito tra le poche cose che ho fatto di sempre, ecco. Perché Antonello è una persona con la quale io nella vita vera non mi fermerei neanche a bere un caffè. Sostanzialmente è un cinico, è un approfittatore, è una persona che ha sempre in testa i soldi, e parla coi soldi e ragiona coi soldi, e si è costruito in paese
un suo potere attraverso i soldi. Antonello è figlio del notaio, che è Francesco, che a sua volta è un personaggio e narratore del libro, quindi è partito da una posizione un po' già avvantaggiata. È un commercialista, è uno che sa sempre mettere le mani in anticipo dove bisogna. Quando c'era da investire nell'immobiliare lo ha fatto, prima che scoppiasse la bolla ha venduto, quando c'era da investire nei pannelli solari e prendere gli incentivi lui c'era, sa sempre quanto costa la certa cosa, a quanto vendono il certo campo, eccetera. E gli abitanti del paese, in fin dei conti, non è che lo rispettino, lo temono, che è una cosa un po' diversa. E fin qui è appunto l'antagonista perfetto di Luchino, perché apparentemente Luchino in fondo, se lo stereotipiamo, potrebbe essere il giovinastro con la chitarra a tracolla che si vedeva sugli adesivi dietro le macchine quando eravamo piccolini. Antonello è il contrario, è uno appunto pragmatico, legato ai soldi. Questo si vede anche dal modo in cui racconta dall'interno il taglio del bosco. E fin qui Antonello, come lo vedono tutti. Il problema di Antonello, ed è anche il motivo per cui Antonello alla fine resta da solo a chiudere in un monologo il libro mentre gli altri narratori si alternano, il problema di Antonello è che dentro lui sa che la gente che lo teme non vede l'ora di vederlo cascare, e lui sa di non essere per nulla soddisfatto della sua vita, e sa che se in un certo momento della sua gioventù o almeno lui crede che sia così, una certa ragazza lo avesse in un certo senso salvato dal suo futuro, dal suo possibile destino, e l'avesse tenuto con sé, lui sarebbe diventato una persona diversa. Il caso ha voluto che questa ragazza sia scappata proprio con Luchino quando avevano 20 anni, e quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per un duello in piena regola. Infatti in sostanza la struttura del libro è un po' come l'ho pensata, la si può vedere anche un po' come sono costruite certe storie di Sergio Leone. I personaggi intorno preparano il contorno del duello finché poi si tirano un passo indietro, e chi rimane da solo ad affrontare Luchino è Antonello. E il duello c'è, in realtà ormai avrete già capito il mio modo di scrivere, quindi non ci sono pistole né cose, anzi si tratta giusto di un banale diritto di precedenza in macchina su una stradina. Però è intenso, è molto intenso. E quindi questo è. Antonello l'ho tenuto da solo alla fine perché ha una voce difficile da gestire, anche per me che l'ho scritta, ha una voce in fin dei conti schizofrenica, cioè quando lo sentite parlare delle cose, della gente, ha questo atteggiamento sempre sprezzante, vigliacco e tranchant. Quando per caso qualcosa che vede o una cosa che sta succedendo durante il taglio gli fa tornare in mente Katia, la ragazza che ha perso, allora la sua voce si rompe, e quasi come se il personaggio non lo volesse, malgrado il personaggio, esce fuori un'altra voce di Antonello che è quasi lirica, suo malgrado appunto. È per questo che a me Antonello piace molto, perché è stata una sfida anche per me. Certo, esatto, quando le persone brutte, persino malvagie, rivelano un lato che ti fa tenerezza, ti commuovi. E ci sono diversi momenti, non possiamo spoilerare molto, però per esempio il momento del profumo a teatro è un momento assolutamente struggente, molto ben raccontato. Mi fermo con il racconto dei personaggi, poi magari ci torniamo, vediamo anche quanto tempo abbiamo. Però vorrei tornare sulla dimensione del paese, che tra l'altro è perfetta perché Entula è il Festival dei Paesi, e quindi il paese che tu racconti è molto interessante. Non lo so se è simile
ai paesi della Sardegna, perché questa dimensione, non tanto forse, questa dimensione di socialità che coinvolge anche le donne è un po' meno sarda, però ci sono molti aspetti con cui ci possiamo ritrovare. Anch'io, per esempio, sono nata in un paese che è molto piccolo. Ci racconti questo rapporto con il paese, con questa voglia di scappare, ma questo anche sentirsi parte del paese, di una comunità in cui un po' tutti sanno tutto di tutti, in cui tutti ti conoscono, non si sa quanto profondamente. Allora, innanzitutto penso che sia molto diversa una cosa, che noi non siamo un'isola, e quindi io non posso avere mai nemmeno la lontanissima idea di cosa vuol dire un'isola. Per cui un paese, per quanto piccolo e sperduto, dell'Appennino, ha sempre comunque due riferimenti cardinali a portata di mano. Uno è la Toscana, se scavalli dal crinale, a seconda di dove sei posizionato. Diciamo che se scavallo io sono tra le province di Massa Carrara e di Lucca, diciamo la Garfagnana e la Lunigiana. Scavalla uno più su è già La Spezia, se scavalla più in là è Pistoia, però c'è questa cosa, questa fascinazione verso il mondo soleggiato, gli ulivi, i toschi, è la linea dell'olio che diventa burro, no? Come dice sempre Ferretti, Giovanni Lindo. E l'altro rapporto molto vicino, dove si va per lavorare facendo i pendolari, ma che si odia anche molto, è ovviamente la pianura padana, e quindi le città Modena, Reggio e poi Milano. E quindi stare in un paese dell'Appennino vuol dire stare in un posto che ha pochissimo da offrirti, dove se non hai la macchina sei completamente fregato, tagliato fuori, e questo se sei molto giovane conta, e dove a un certo punto, quando sei un adolescente, e sei un adolescente magari anche un po', che so, semplicemente hai dei gusti musicali un po' diversi dagli altri, oppure leggi mentre gli altri no, ecco, diventa un po' problematico, perché se l'intero numero dei tuoi coetanei in due comuni che compongono la valle arriva al gigantesco numero di 12 e non ce ne sono fra gli altri 11, non c'è nessuno che condivida le tue cose, e se per andare al cinema devi fare 50 chilometri, diventa un po' un problema, e quindi c'è un momento in cui te ne vuoi andare via e non vedi l'ora di andartene via. Ed è tra l'altro un tema su cui io picchio, ritorno di continuo nelle mie storie, perché si vede che mi ha formato, mi ha segnato. E però se anche vai via c'è il problema che poi dove c'è pari e dove ci sono dei condomini tu non ce la fai, cioè non ti ci vedi, e quindi sei praticamente insoddisfatto a casa tua e spiantato dalle altre parti. E questa è la condizione in cui mi è capitato di ripensare al mio paese come un posto di cui ho amore, nostalgia, e sono tornato su. Non esattamente lì, però è sempre un po' quel che dicevamo all'inizio. Per scrivere, secondo me, da qualche parte ci vuole un disagio. Bisogna mettersi in una posizione un po' scomoda rispetto alle cose, perché se tu guardi le cose da una posizione di disagio, scomoda rispetto alle cose, sei costretto a cercare di guardarle alla tua maniera. Se le cose sono facili e quindi le dai per scontate, è più probabile che tu le guardi con degli occhi degli altri. Per cui niente, il paese è quella condizione di difficoltà che ti risulta a un certo punto della vita indispensabile. Che bello, vorrei essere a Villa Grande e a Orotelli a sentire. Io mi ci ritrovo molto, anche Francesca, perché da quanti anni sei andata al cinema per la prima volta, Francesca? Io ho un trauma su questo. Appunto, immagino. Cioè, perché... Il primo film ho visto solo il primo tempo perché partiva l'ultimo pullman.
per esempio, per capire, questo rende bene le difficoltà e i disagi del paese. Sì, c'è rimasto qui a molti. Voglio tornare un attimo sulla lingua, di cui abbiamo fatto cenno spesso. Però come si fa a renderla così curata? Cioè, immagino che un po' sia la scrittura, la capacità di scrittura sia un po' da naturale, ma che vada molto curata questa scrittura così. E dunque, c'ho tutte le mie fisse, le mie... Adesso è difficile poi parlare della lingua senza aver letto un pezzetto, perché poi... Leggere? Ma quasi quasi. Ah, dai, Lo scegli grazie. te, però sai perché? Perché siccome di presentazioni faremo un bel giro, ne faremo 3, mi piacerebbe che a scegliere i pezzi fosse di volta in volta Ma chi sai è che, con me, perché non voglio finire a leggere sempre le cose che sai che è ho difficile deciso così? io. Perché Dopo tu lo ti conosci rispondo sulla meglio. lingua. Beh, Sì. cosa leggo? La parte del profumo, se no svelo troppo. No, va bene. Possiamo leggere quel pezzetto? Spero che non sia troppo lunga, ma proviamo a tagliarla. Visto che l'abbiamo evocata. Vedi, per esempio, quella è una parte che io non ho mai Riletto. letto. No, l'ho letta una volta. L'ho letta una volta in pubblico e non è stato facile. Nel senso che tra il pubblico c'era la persona Con quel profumo. che mi ha ispirato quella scena lì. E non è stato facilissimo, Ma tanto devo dire la verità. No, qui non c'è. Però il problema è che non la trovo. Allora, Ci sta guardando in streaming la persona. oddio, è vero, c'è lo stream. Ah, ma lei lo sa, quindi cioè, non stiamo no, svelando no, nulla. non c'è problema. Però ci stai facendo appassionare anche questo aspetto, Sandro. Il problema è che non la trovo. Vabbè, leggi quello che vuoi. Vabbè, ho trovato una cosa che diciamo che mi dispiace di non aver trovato, è perché lo leggo poco spesso. Ho trovato un pezzo comunque sempre di Antonello che diciamo che arriva lì vicino. Quindi faccio il giro da dietro. Adesso sì che sento il fiume. Lo sento cadere alle briglie. La porta del bagno è verniciata di bianco. C'è disegnato un ranocchio con una farfalla sulla testa. Ma dentro c'è un secchio di plastica sotto il lavandino che perde. Il mobiletto a specchio di alluminio, il portasapone vuoto con la levetta rotta, la pasta lavamani in un barattolo. Dalla turca sale un alito frizzante che gela le palle. Per tirare l'acqua c'è un tubo di gomma. È verde. La finestrella è aperta, è sempre aperta, alla peggio accostata, troppo dura per rompersi le mani, cercando di forzarla dentro il gancio. Il torrente è lì sotto, raffredda e muove l'aria, il fiato del torrente. Katia, l'acqua si fa sempre i fatti suoi, nessuno sa mai che non ci sei. Il suono del torrente è passato e continua a passare all'infinito. Solo io lo so che non ci sei. Qualunque cosa che passi e si perda, bisogna aggrapparsi, bisogna sopportare, tempo che tu non torni, tempo che io sia morto. Qualunque sasso di sotto non avrà fatto che pochi metri. Tu dicevi di aver letto in qualche libro che un granello di sabbia, trascinato sul fondo, ci mette in media 1 milione di anni per fare 160 chilometri. Che la sabbia sulle spiagge, in maggior parte, non è quella mangiata dal mare, come in tanti abbiamo sempre immaginato, ma quella che portano i fiumi, in migliaia e migliaia di anni. Lo dicevi e io quindi l'ho saputo e non l'ho mai scordato, come tutte le cose che mi hai detto. E di notte ogni tanto mi sveglio e mi metto a pensare alla sabbia e penso, chissà, chi mai lo saprà tranne me. E lo so perché tu me l'avevi detto, Katia. Quanti chilometri un granello? In quanto tempo? Nessuno mi aveva parlato né mi avrebbe più parlato, né mi parlerà più in questo modo. Nessuno userà più la tua lingua. Mi regalavi un ciondolo, una pietra, mi regalavi 2 carcolle della quercia. Dicevi mettile, tienile in tasca. Dicevi non dirlo a nessuno che sono una strega. Avevi 18 anni. Quanta sabbia. Dove avevi preso quella sciarpa gialla? Dove avevi preso quel berretto, quel bracciale? Quali proprietà ha questa pietra, Katia?
Come si chiama quel profumo che ti metti? Se la prossima volta che ti sogno facessimo che tu me lo ricordi? Tutto è diventato innaturale. Appena tu hai smesso di baciarmi e di guardarmi come prima mi guardavi. Tutto così complicato da credere è mescolato all'angoscia che tu te ne andassi. E quando l'angoscia che tu te ne andassi è diventata la cosa più forte che sentivo, è stato proprio allora che te ne sei andata. Lui è arrivato e gli bastava arrivare, non gli occorreva altro. Lui veniva dal tuo mondo e sapeva riportartici. Lo conosceva più di te, aveva le chiavi, poteva portarti via con 2 parole, forse solo con il silenzio. Lui non si chiedeva se ti meritasse, per questo ti meritava. Lui sapeva come renderti infelice. Penso che tu già lo intuissi, per questo l'hai seguito. Così tra l'altro abbiamo anche conosciuto Katia, che non avevamo ancora. È il profumo. È il profumo, che è un profumo maschile, ma non sappiamo che profumo è. Dicevamo della lingua a questo proposito, di come, appunto, com'è il processo della scrittura. Ecco, allora, innanzitutto, per me la scrittura non finisce sulla pagina stampata. Per me la scrittura finisce quando leggo ad alta voce. Perché proprio mi manca un pezzo se non leggo ad alta voce. Non è niente di strano, ci sono tanti altri che dicono sta cosa, e per me è davvero così. Questo comporta che io rileggo ad alta voce decine e decine di volte tutto quello che scrivo. Perché? Per una questione di musica, di ritmo e proprio di cantilena, mi capita a volte di fare dei giri di frase semplicemente perché sento una sillaba di troppo e non posso usare il certo aggettivo, quindi ne uso un altro. Ma questo perché sei anche un musicista. Sì, beh, dilettante proprio allo sbaraglio, però cioè, non lo so, c'ho quella... Diciamo che il suono delle parole per me è importante, oltre che il significato, e altrettanto che il significato. Davvero mi capita molto spesso di sostituire, di trovare il modo di far suonare una frase è altrettanto importante che quello che la frase dice per me. E questo magari per un livello estetico, se vogliamo, ritmico della lingua, ma poi c'è un altro motivo altrettanto importante per cui leggo ad alta voce, perché tu puoi avere scritto anche una cosa che nel momento in cui la fai ti esalta e dici, oh, che roba che ho fatto, questo funziona. E magari hai messo in bocca ai tuoi personaggi un dialogo che ti sembra forte, ficcante, riuscito, e poi lo leggi ad alta voce e ti vergogni di quello che stai leggendo. Cioè, non perché hai scritto a livello di contenuto chissà cosa, ma perché in qualche modo hai forzato la bocca dei tuoi personaggi per fare qualcosa che non è del tutto pulito, cioè che ha a che fare con il tuo ego, che ha a che fare con la tua voglia di stupire, con la tua voglia di sentirti dire che sei bravo. E quando le leggi ad alta voce queste cose, l'orecchio non te le perdona. Oppure se i personaggi semplicemente, se un dialogo non funziona o ha una battuta di troppo. Dobbiamo fare il film. Ci vuole il film. Non lo so. È sempre più evidente. Senti, ma il mondo della musica e il mondo della scrittura, anche con i personaggi, si incontrano? Cioè la tua musica e la tua scrittura? Allora, io mi dichiaro un musicista che ha appeso la chitarra al chiodo per mancato raggiungimento dello status di professionista. Sì, però vabbè, però diciamo che allora io ho cominciato a scrivere grazie al fatto che ero tutti i concerti che facevano in Emilia e zone limitrofe
sempre sotto al palco dei Massimo Volume, non so se qualcuno di voi li conosce. Emilio Clementi è il cantante dei Massimo Volume ed è la persona che non solo mi ha proprio fatto capire che cosa vuol dire leggere un racconto su un palco con la musica sotto, ma me l'ha fatto capire in un momento meraviglioso in cui a metà anni 90 sembrava che il rock, parte del centro della storia del rock, passasse praticamente nelle cittadine che avevo sotto casa, tra i CSI e loro era una cosa assurda. E i primi racconti che ho pubblicato li ho scritti in un corso di scrittura che ho fatto con Emilio Clementi. Il primo editore che mi ha pubblicato, questo è su Playground di Roma, è successo perché Emilio Clementi un giorno mi ha detto: senti, c'è sto mio amico che mette in piedi una casa editrice, ti va di mandargli qualcosa? Ma non ce l'ho, scrivilo. Poi se ci piace glielo mandiamo, se non mi piace non glielo mando. E così è andata. Quindi grazie alla musica ho cominciato a scrivere. In particolare i personaggi di questo libro sono gli stessi personaggi che parlano nelle canzoni dell'ultimo disco che ho fatto con il mio gruppo dilettante che suoniamo nelle birrerie, eccetera. E perché mi è successa la cosa bellissima che mi stavano venendo in testa i personaggi e io prendevo appunti, però prendevo appunti andando a capo. Cioè mi sono reso conto che gli appunti che stavo prendendo su Luchino, su Luisa, su Caterina, erano sì una specie di Spoon River raffazzonata che comunque aveva una sua musicalità. E quindi sono stati pubblicato? Sì, è pubblicato, è a casa mia in uno scatolone e mi torna un po' scomodo andarlo a prendere. No, a parte gli scherzi, sì, su Bandcamp o su Spotify, così, se cercate Ismail, allora, trovate Ismail, 200 cantanti sudamericani. Allora, a parte Ismail, perché stiamo avviando alla conclusione e ovviamente voglio finire con i consigli e anche con gli sconsigli, ma non solo di lettura. Attenzione, perché vorrei sapere, a parte, sarebbe troppo scontato, i tuoi brani, qual è la colonna sonora dei Passi nel Bosco? Diciamo la musica giusta per sottofondo, mi dispiace pure perché ha bisogno di... Però, allora, diciamo, cosa evoca, che musica evoca? Allora, premesso che io quando scrivo sto sempre in assoluto silenzio. Non riesco ad ascoltare musica mentre scrivo, proprio perché devo sentire nelle orecchie. Questa cosa che faccio di leggere ad alta voce ormai è diventata talmente preponderante che anche mentre scrivo in silenzio sento già nelle orecchie quello che sto scrivendo e quindi se stessi ascoltando una musica questo mi disturberebbe il ritmo. Però c'è tanta musica nei miei libri e quindi magari potete leggere un capitolo e poi dopo smettere e mettere su a manetta una canzone. Allora, ci sono dei gruppi che sono citati nel libro, in primis i Teen White Rope, che sono un gruppo di rock alternativo americano che si è formato nell'84, sciolto nel 92 e facevano una roba fantastica, melmosa, catramosa, che era la specie di incrocio perfetto fra la new wave stile Joy Division e come i Joy Division suonati da un bovaro sostanzialmente. Shiner è una cosa fantastica. Shiner è uno dei dischi più belli. Ecco, bene, ecco. Partite dai Teen White Rope in assoluto, perché li tengo, cioè proprio sono anche vicini al concetto che ho in testa quando scrivo, di mescolare questi due piani. E poi ovviamente c'è Nick Cave, i Bad Seeds, che sono sempre presenti. Per me, in questo caso Katia, che ha avuto un passato un po' di hard rock diciamo che non sono tanto i miei ascolti, però quell'immaginario un po' da ragazza magrolina, che aveva le magliette invecchiate male dei Black Sabbath, dei Led Zeppelin. E poi un'altra cosa che mi piacerebbe tantissimo risuonasse in certe parti di quello che scrivo
giusto al di là di Radio Burman, che ho citato anche in altri pezzi, così, è la colonna sonora di Twin Peaks, nel senso che al di là dell'attimo di bruciante popolarità che ha avuto, per cui tantissime persone l'hanno visto e se lo ricordano, Twin Peaks è una cosa che io riguardo regolarmente ogni 2 anni, quindi l'avrò visto ormai una 16-18 volte e quindi tante cose quando immagino una scena hanno sotto quel tipo di sottofondo musicale e mi piacerebbe tantissimo che qualcuno che mi legge per qualche strana eco sentisse risuonare anche solo 2 mezze note di badalamenti. Francesca, posso chiedere se c'è qualcuno che... A voglia. Se c'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa, che vuol chiacchierare con Sandra? Siccome non siamo moltissimi, possiamo approfittarne se avete qualche curiosità, se no passiamo ai consigli, agli sconsigli di lettura. Sì, caro. Vai, partiamo dagli sconsigli, che sono la cosa più difficile. No, vabbè, ma come faccio a... Cioè, avrei letto qualcosa che hai detto è una merda, scusando le persone che ci ascoltano. Oddio, di libri ne ho lasciati lì tanti, però sai, quando si lascia lì un libro bisogna sempre vedere se è per la nostra per il nostro non essere adatti a quel libro o no. Io ve ne dico uno grosso, proprio, Il giovane Holden. Davvero? Io non ce la faccio, non ce la faccio. Siamo in 2. Voglio molto a dirlo anch'io, ma siamo in 2. Ho provato 3 volte perché so che ce la devo fare, però dopo una serie di pagine questo qua proprio mi fa salire l'irritazione e io chiudo il libro e lo butto per terra. Siamo stati nominati per questa enormità. La psicopolizia ti colpirà. Esatto. Francesca Casula ha fatto outing e ha detto mai letto. Io posso fare outing e dire che non ho mai visto Twin Peaks, ma che vado e me lo recupero subito. I consigli di lettura invece, proprio un libro che vorresti suggerire? 1. 2. Allora, per chi non li avesse mai, faccio un classicone e è uno che ho letto di recente, diciamo negli ultimi anni, che mi ha segnato tanto. Allora, per chi non avesse mai avuto l'enorme fortuna di capitarci dentro, i racconti di Flannery O'Connor, che magari è il classicone dei classiconi, però più li rileggo e più mi rendo conto che non solo hanno dei mondi, hanno una visione, hanno delle parole che sono più che sincere, sono piene di possibilità e di aperture di mondi, di vite potenti, con un immaginario incredibile. E ti insegna anche molto a scrivere, a leggere Flannery O'Connor, perché lei aveva una visione della scrittura molto intelligente, molto intransigente e nello stesso tempo molto aperta a mondi altri che non sono il nostro. E questo è una cosa che quando scrivi è bello tenerla presente, che ci sono dei livelli ulteriori, delle simbologie che ti attraversano e tu magari non ne sei nemmeno consapevole. E invece un libro molto bello che ho letto quest'anno è un libro di un libraio di Reggio Emilia che si chiama, mi sono scordato come si chiama, e il libro si chiama Compro libri usati anche in grandi quantità e è uscito per Utet e praticamente lui da libraio dell'usato racconta il modo in cui da quel respiro di morte, perché spesso lui va nelle case dove è successo un lutto per comprare i libri di cui i figli si vogliono disfare, le cantine ammuffite, dove qualcuno che crede di fregarlo gli vuole rifilare delle collezioni di robaccia che non vale €1, l'emozione di scoprire un'edizione rarissima di un certo libro, però non lo fa con un modo da sapientino o solo per addetti ai lavori, lo fa proprio in un modo che
ti fa respirare attraverso questo lavoro come dire, la fascinazione, la malinconia per le vite degli altri che intravedi attraverso le porte socchiuse. È un libro molto intelligente. Giovanni Spadaccini. Giovanni Spadaccini. Segna per Entura l'anno prossimo, anche quest'anno. È arrivato un commento Sì? di chi ci segue in streaming che dice: il sottofondo del libro secondo me è Creedence. Beh, ci sta. Per Caterina ci stanno benissimo. Anche a me piacciono, non sono fra i miei ascolti esagerati, però ce ne invece fosse. nei nostri consigli di lettura naturalmente c'è I passi nel bosco, se non l'avete ancora letto non abbiamo raccontato tantissimo, però speriamo di avervi incuriosito abbastanza. Grazie a Sandro Campani. Grazie a voi. Grazie Paola.